Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Hai mai sentito parlare di dimagrimento mitocondriale? Il dimagrimento mitocondriale è un approccio nutrizionale innovativo basato sul metabolismo cellulare. I mitocondri sono le centrali elettriche delle cellule. Se non funzionano correttamente, il tuo corpo non riesce a trasformare i nutrienti in energia e dimagrire in modo stabile sarà impossibile. Il protocollo di dimagrimento mitocondriale del metodo NutriRegola non prevede passi sostitutivi, non si contano le calorie e non vengono eliminati i carboidrati. Scopri di più su nutriregola.com. Buon pomeriggio, buon Aperitorres e buon venerdì a tutti coloro che ci stanno seguendo, appassionati rosso-blu. Antivigilia oggi della partita della Torres di Michele Pazienza. Anticipiamo un po' il nostro consueto appuntamento, i nostri 15 minuti di aperitivo in salsa rosso-blu con voi, perché è una settimana importante che preannuncia una gara importantissima, forse per il futuro di Michele Pazienza e più in generale per il futuro del campionato della Torres, che affronterà domenica in trasferta la Vispesaro, una gara non banale tra due squadre che l'anno scorso hanno fatto tanto bene e quest'anno stanno faticando parecchio sul fondo o quasi della classifica del girone B, e come sempre di Torres e di Aperi Torres ne parliamo con il nostro Andrea Olmeo. Ciao Andrea. Ciao Roby, ciao, buonasera a tutti, ben ritrovati. Bravo, mi piace. Oggi sei Oggi di venerdì. esatto. Lo stavamo facendo con la parità il sabato, oggi però c'è il sabato libero e quindi si vede. Esatto. Che lo sa. C'è frizzantezza. Bravo, c'è frizzantezza e c'è frizzantezza anche dalle parti del Vanni San Andre, perché oggi ha parlato Michele Pazienza, un Pazienza che forse in questa settimana ha provato a consolidare il suo gruppo, se vogliamo anche la sua posizione, perché arriva a 3 sconfitte consecutive, la sua Torres 17° posto, ha di fatto bruciato 2 opportunità, come 2 gare di fila in casa in cui la Torres ha sempre perso, non è riuscita a trovare una reazione, una Torres che in settimana, l'abbiamo anche raccontato ieri, ha incontrato gli sponsor, ha provato un po' a fare quadrato anche con quello che è il territorio del Sassarese, rossoblu, chi ogni giorno sponsorizza in qualche modo il progetto AB Insula Torres. Chiaro, Andre, qui ci lanciamo subito verso la gara di domenica, che se non è un'ultima spiaggia poco ci manca, perché Pesaro rappresenta l'occasione in cui non puoi più sbagliare, perché altrimenti il campionato prende una piega molto difficile. No, assolutamente, è una gara in cui secondo me è evitato sbagliare, detto che comunque già il campionato secondo me è già indirizzato per quel tipo di lotta che si dovrà fare, perché comunque sei 17esimo, perché nonostante la sconfitta la Torres ha guadagnato una posizione, perché il Braga non ha differenza reti, però comunque inizia a essere deficitaria, inizia a esserci anche già uno scontro diretto, perché i punti adesso a Pesaro iniziano a pesare, perché comunque la Vispesaro, guardando la classifica, non è messa diciamo molto meglio della Torres. È riuscita a pareggiare qualche gara nelle ultime settimane, però è partita malissimo anche la Vispesaro. Esatto, perché sono comunque, come ha detto giustamente Pazienza in conferenza stampa, 2 squadre che hanno fatto un campionato differente lo scorso anno, che pagano un inizio un pochettino sottotono, per usare un eufemismo, e quindi da questo punto di vista servirà
servirà a fare una gara, servirà a prendersi la responsabilità del momento che si sta vivendo e cercare di portare senza se, senza mai 3 punti a casa, perché è fondamentale per trovare entusiasmo e magari riuscire a risalire qualche posizione e provare a fare un campionato differente da quello che si sta facendo ora. Sì, come giustamente anticipavi, ha parlato Pazienza, poi lo andremo anche ad ascoltare, una conferenza stampa lunga, molto schietta, in cui il tecnico mi è sembrato davvero giocare ormai a carte totalmente scoperte, senza neanche affidarsi troppo alla retorica. È stato davvero molto, molto schietto, di questo gliene va dato atto, e forse la bravura anche di Pazienza, non dico a livello di allenatore, ma a livello proprio empatico, umano, è quella che in queste settimane di difficoltà, è vero che sabato è stato aiutato dal club con Andrea Colombino, no? Che si è preso davanti ai microfoni, però spesso ha parlato anche in queste settimane di difficoltà da solo, comunque come unico rappresentante in qualche modo del progetto tecnico, e che non ha mai usato troppi dribbling. Non so se sei d'accordo, cioè comunque la sua schiettezza, è vero che ha già ricevuto critiche ovviamente da parte dei tifosi della piazza, perché quando non vinci è normale, ed è anche giusto, però di base è stato sempre molto schietto, non ha mai usato giri di parole o alibi in queste settimane. No, assolutamente. Gli va dato atto al mister che è sempre stato diretto. L'unica volta in cui ha provato a fare qualche dribbling è stato forse in merito alla situazione, a come lui vede Michele Carboni all'interno del progetto tecnico. Inizialmente ha dribblato su queste domande che gli abbiamo fatto in conferenza stampa, salvo poi essere schietto e diretto, perché comunque ha detto che Michele è unico, Michele Carboni è unico per il tipo di qualità che ha, per la pulizia, nel riuscire a rifinire l'azione, però sul pallone ci deve arrivare. Ecco, lì è stato schietto e sincero su Carboni, però in generale durante tutta l'annata, durante le varie volte in cui è intervenuto di fronte ai microfoni, tutto gli si può dire tranne che non è stato lineare, diretto, sincero e schietto, ecco. Sì, sono d'accordo. Andiamo anche oggi a cambiare un po' quello che è lo schema solito di Aperi Torres per la tua piacevolezza, perché so che sei uno che ama i cambiamenti in corsa all'improvviso. Sì. Ma 15 minuti con te, caro il mio Andre, passano così in fretta che sono costretto ad accelerare. Quando ci si diverte è così, quindi inizio subito con i temi, perché Pazienza me lo vorrei lasciare a metà prima di andare ad ascoltarlo. E uno dei temi, il principale tema dei soliti 3 che snoccioliamo in questa diretta di Aperi Torres, il primo tema riguarda proprio il mister rossoblu Michele Pazienza, e la domanda che facciamo in generale a chi ci ascolta, ma che io vorrei fare a te, è una gara bivio per Pazienza? Cioè, in caso di sconfitta tu ti aspetti anche un esonero? Allora, è una domanda un pochettino, mi devo dilungare un attimino, però tanto il tempo con me ti passa rapido, quindi sarai felicissimo. Non vedo l'ora di passare questa quindi prossima tranquillo. No, secondo me poteva già essere un bivio l'ultima gara, la gara contro la San Benedettese, anche perché comunque le parole di Colombino sono state chiare, ma allo stesso tempo hanno fatto capire che quella nei confronti di Pazienza è una fiducia a tempo, ecco. Quindi da questo punto di vista gli ho detto: al momento dobbiamo parlarne, al momento è confermato, fiducia in Pazienza, però va discusso se qualcosa si è rotto, ecco. Si è andati avanti questa settimana, però per me Pesaro sa tanto di gara in cui non dico per forza si arriva a una sconfitta viene esonerato, però dipende anche dal tipo di risposta che darà la squadra, perché se si vede la stessa squadra, parlo per carattere, per tipo di prestazione e condotta vista contro la San Benedettese, chiaro che secondo me si andrà per un esonero. Poi ovviamente la mano sul fuoco non ce la posso mettere, perché ovviamente non decido io però assolutamente non voglio decidere, però secondo me sarà questa la linea. Mentre se invece si vede una Torres che comunque è più propositiva, che riesce a produrre di più in avanti, che riesce ad avere solidità, che magari strappa un pareggio anche meritando la vittoria, magari un'altra settimana in più gliela danno per vedere anche poi come reagirà in casa. Quindi da questo punto di vista secondo me dipenderà molto dalla prestazione, però dovessi sbilanciarmi un pochettino, 51% si andrà verso l'esonero in caso di sconfitta, 49% rimarrà sempre secondo il ragionamento del tipo di prestazione.
Sei abbastanza diciamo stretto nel ballottaggio. Io credo che per quello che sono state le sensazioni non ho visto così tantissima aria di cambiamento, però magari un'impressione che ho avuto oggi alla Certo. conferenza stampa e cambierà tutto domenica. Vedremo quello che sarà. Tra l'altro tu parlavi, no, già in prospettiva futura, la Torres giocherà venerdì prossimo dopo questa sfida di domenica contro la Vispesaro in casa contro il Forlì, poi avrà la doppia trasferta, una in campionato contro il Guidonia e l'altra invece in Coppa Italia contro l'Arezzo, difficilissima trasferta visto che l'Arezzo è una delle squadre al momento più in palla, direi, della categoria, non solo del girone B. Assolutamente. Detto questo, andiamo veloci anche sul secondo tema, perché secondo me è molto importante. Poi ci ascoltiamo invece Pazienza, che è il punto sugli infortunati e più in generale su Beppe Mastino. Ne ha parlato a lungo oggi Michele Pazienza durante la conferenza stampa. Sta per tornare. Mastino ha detto tutta la settimana di fatto si è allenato con la squadra, ha fatto non solo la parte di attivazione atletica ma anche tutti gli esercizi tecnici e tattici, cioè Pazienza ci ha fatto capire che sta provando già a inserirlo nella sua Torres. È chiaro che ci sarà una nuova Torres, no? Con il ritorno di Beppe Mastino, che è mancato come l'aria probabilmente nel centrocampo, nella tre quarti rosso-blu. Questo vuol dire che la settimana prossima, quindi per la sfida contro il Forlì, salvo colpi di scena, ci sarà Beppe Mastino non convocato, così dice Pazienza, per la sfida, la trasferta di Pesaro, anche se poi non danno mai convocate la Torres. Io anche qui sono come San Tommaso, però mi voglio fidare ovviamente del mister. Sì, ma anche settimana scorsa con Mercadante non ce la fa, un po' di pre-tattica, diciamo, l'hanno fatta, poi alla fine Mercadante è stato titolare, tra l'altro si vedeva che non poteva, che non ce la faceva, che non stava benissimo, ecco. Certo, vedremo. Mi permetto questo appunto. Non mi sembrava così tanta pretattica, però vedremo. Ovviamente l'altro discorso è stato fatto su Giorico, un altro centrocampista che manca e sta mancando alla Torre. Sembrava uno strappo muscolare importante il suo, ha rifatto degli esami in settimana il giocatore, probabilmente già settimana prossima potrebbe essere a parte, diciamo, con il gruppo, quindi impersonalizzato sempre, ma iniziare a fare qualcosa con la squadra. Se quindi non sarà contro il Forlì, magari potrebbe esserci per la gara contro Guidonia. Insomma, sono due recuperi secondo me molto importanti. Sì. Ti voglio fare una domanda su Beppe. Credi che potrebbe essere un po' la panacea a tutti i mali di questa Torres? Cosa? Buona parte, perché comunque la qualità di Mastino è indiscutibile, lui è il leader, è il capitano, è il numero 10, è quello che ti dà geometrie, ti dà quella giocata in più, quell'idea che magari Brentan e Sala faticano ad avere, anche perché comunque parliamo di piedi differenti, non ce ne vogliano né Brentan né Sala, ma comunque il piede di Mastino è totalmente altra roba. In più anche il fatto da un punto di vista emotivo, sotto l'aspetto emotivo, ritrovare Mastino, il migliore giocatore, ecco, diciamo, sotto l'aspetto qualitativo che ha in rosa, ti può dare quella fiducia in più. Però facevamo lo stesso discorso per Zaccagno, riavere il tuo portiere, quello che ti dà certezze, che ti dà sicurezze, che c'è da più anni, e tutto ti può rinvigorire, però così non è stato, e bisogna vedere anche come impatterà Mastino, perché comunque è stato tanto lontano dal campo, ha subito un intervento, bisogna vedere come rientrerà, e quindi da una parte può essere la cura per questo male che ha la Torres, passami il termine, in questo momento, però non mi sento di dire che è arrivato Mastino miracolo, Beppe, diciamo, esatto, perché serve un attimino più da un punto di vista collettivo, per come la vedo io. Sono d'accordo, anche se sono molto curioso di vedere come Mastino potrà accendere un reparto offensivo della Torres che ha tante alternative, tutte diverse se vogliamo, ma che nessuno fino adesso è riuscito ad accendere in maniera costante. Cioè non c'è riuscito Lunghi, non c'è riuscito Sala, non c'è riuscito Carboni nel pochissimo spazio che ha avuto, eccetera eccetera. Insomma, si è andato molto per folate, quando la Torres è riuscita a creare, ha creato molto per folate. Sono curioso se Mastino darà un pochino più di continuità a questo legame, no? Centrocampo-attacco, che sicuramente è un po' quello che è mancato. L'avevamo promesso, Andrea, andiamo ad ascoltarci un breve estratto delle parole di Michele Pazienza a questo Germany Sun. Poi ovviamente per chi volesse recuperare tutto il discorso integrale fatto dal mister lo può trovare in maniera scritta anche sul nostro sito. Ascoltiamo il mister. Quella
quella di domenica sicuramente è una componente importante per far sì che si possa sviluppare quanto detto anche nella giornata di ieri, quanto detto anche nell'ultima gara. È chiaro che in questo momento questo risultato a noi come staff, come ambiente, alla squadra, ai ragazzi soprattutto, che poi sono loro che scendono in campo, manca, ed è la cosa fondamentale, la cosa di cui hanno più bisogno in questo momento, di trovare quel risultato che possa dare quella serenità e la fiducia e l'autostima per poter lavorare e preparare le partite successive. È chiaramente una componente importantissima. Nel calcio conta il risultato, altre robe poi si possono raccontare. In questo momento c'è bisogno di quello. In questo momento c'è bisogno di essere più liberi mentalmente. Poi lo si può chiamare coraggio, lo si può chiamare personalità, lo si può chiamare come si vuole, ma l'intento è quello di lasciarli liberi. Io sono sempre dell'idea che la personalità e il coraggio in qualcuno è innata e in qualcuno la si può ottenere attraverso un lavoro di squadra, un lavoro di gruppo. Se un calciatore sa che nel momento in cui sbaglia c'è il proprio compagno a rimediare, pronto lì a fare anche una corsa in più, gli si dà coraggio, gli si dà personalità di andare la volta dopo a cercare la palla, e quindi attraverso queste situazioni sia personali che di gruppo che di collettivo si può decisamente fare meglio e trovare quel coraggio di cui lei parlava. Ecco, questo è il mister Coraggio, Andre, che è una parola che ha ripetuto più volte, e tra l'altro durante la conferenza stampa ha anche battuto spesso gli errori a me vanno bene, basta che la squadra provi con personalità a fare qualcosa, che sai, vista la situazione della Torres, visti gli errori continui che ha fatto questa squadra, non è neanche così scontato come tema. In generale, stavolta ti anticipo, visto che abbiamo ascoltato le parole di Pazienza, ti anticipo già la domanda che di solito ti faccio in chiusura. Che Torres ti aspetti, soprattutto nei primi minuti a Pesa? Questa è una bella domanda, perché rispetto alle altre volte mi aspetto forse una Torres un attimino più con il freno a mano tirato inizialmente, perché il gol preso dopo 28 secondi contro la San Benedettese secondo me farà partire un attimino con gli occhi aperti, ecco, diciamo, i rossoblù. Mi aspetto però comunque una Torres che faticherà, perché la Vis Pesaro lo stesso è chiamata al riscatto dopo la partenza così, quindi mi aspetto una gara molto chiusa, una fase di studio attenta nei primi minuti. Però ti dico, da una parte sono fiducioso perché questo è il momento in cui serve vedere un attimino qualcosa, serve anche magari giocare per riuscire a venire fuori. La settimana è stata importante, si è parlato di responsabilizzazione del gruppo, si è parlato di giocare liberi. Pazienza ha detto mi va bene l'errore, come dicevi tu, quindi da questo punto di vista mi aspetto una Torres un attimino meno con le gambe pesanti, ecco, perché poi la testa ovviamente ti fa pesare le gambe, però sotto questo aspetto Un po' non più so di se riuscirà. reazione, dai, un po' più di reazione anche Esatto, a non so livello se di gioco. riuscirà a vincere, perché ho qualche dubbio, però secondo me dal punto di vista della prestazione secondo me si vedranno passi in avanti, ecco. Sì, sicuramente. Chiudiamo con l'ultimo tema di questa puntata di Aperi Torres, ovvero che è un po' legato anche a questo discorso, no? Cioè giocare Sì. liberi, provare. Ma la classifica della Torres fa davvero paura? O meglio, domanda diretta, a te spaventa la posizione? È vero che sono state giocate 8 giornate, a Pesaro sarà la nona. A te spaventa la posizione di classificatore della Torres? Cioè, secondo te questa Torres faticherà tutto l'anno per riuscire a uscire dalla zona play-out? Allora, guardandola così ti spaventa logicamente la classifica, però facendo un ragionamento su quanto sia lungo il campionato non mi spaventa tantissimo, perché secondo me, vuoi o non vuoi, la Torres verrà fuori per quello che è, perché comunque da un punto di vista qualitativo, da un punto di vista di giocatori, la Torres ha le qualità per fare un altro tipo di campionato. Non parlo magari di lottare per i primi posti, però comunque un buon posizionamento playoff ha la Torres le qualità per farlo, magari un settimo o sesto posto nelle corde lo ha. È che comunque adesso i punti iniziano a pesare nelle corde, non ho detto che, perché Sei per uno me coraggioso, mi piace.
qualitativamente secondo me c'è questo tipo di campionato nelle Corea, però poi sai, ovviamente... se arrivare settimo, ottavo, sesto, ora come ora devi fare un balzo importante. Sì. Non è così scontato, No. Però io ti parlo di potenziale, però partendo da ora, secondo me un 19º posto secondo me può riuscire a trovarlo, ecco. Però non mi spaventa ancora, perché comunque mi piace un Olmeo positivo di venerdì, Sì, beh, ovviamente bisogna andare a festeggiare stasera. La vittoria a Pesaro, cioè tu festeggi in anticipo. Festeggio l'inizio del weekend e il sabato libero. Bravo, mi piace. No, chiusurissima, io non mi ricordo più, perché sai che la mia memoria, anche chi ci segue lo sa bene, di base non è il mio forte. A chi tocca il pronostico di questa settimana? Visto che ne stiamo prendendo mezzo. Ahimè, tocca a me sto giro. Ecco, perché tu hai fatto il pareggio olmeico, ti sei tentato l'ultima volta. Che non è andata bene. Però nemmeno per niente. Perché mi pare che avessi detto 0-0 o qualcosa del genere, no? 1-1 se non sbaglio. 1-1. Comunque un pareggio non bellissimo. Non è andata. Tu cosa mi dici su Pesaro Torres? Io mi sbilancio, ti dico un altro pareggio. Risultato ti dico 1-1. 1-1. Ok. Gol. Mi piace perché hai fiducia, ma poi quando devi lanciarti la fiducia sparisce. Però sono contento. Ho fiducia perché per la prestazione, per il risultato secondo me non arriva. Poi ok. È bello questo tuo modo non lo so, di leopardesco di vedere la vita. Più leopardato però, conoscendo esatto, sì. sia musicali che di vestiti. Va bene. Anche di capigliatura. Anche tu un tempo ce li avevi leopardati i capelli. Sì, assolutamente. Furore. Sarebbero benissimo come ce li ha Zambataro, che lo vediamo poco in campo, però adesso c'ha le puntine dorate. Io ti consiglio, se riesci a fare i tuoi ciuffi che stanno ricrescendo dorati, sarebbe tanta si vedono anche contro luce. Bravo, è proprio quello lo stavo dicendo. Va bene, caro il mio Andre, ci vediamo ovviamente con la Torres settimana prossima. Speriamo di vivere anche una settimana diversa, no? In casa rossoblu, di parlare di ripartenza, di parlare di una squadra che ritrova delle certezze dopo aver perso praticamente tutti i punti fermi in questi ultimi mesi, con davvero risultati che stanno mancando e stanno pesando in casa rossoblu. Come sempre vi ricordo che noi seguiremo Pesaro Torres con il live testuale sul nostro sito, le pagelle, tutto quello che riguarda la stampa della partita di domenica a 12:30, anche questa è una novità per la stagione dei rossoblu, ma l'avvicinamento ritrovate sul sito gli speciali di Andrea Finiu, quindi sull'avversario e sui precedenti e le statistiche, e ovviamente le parole, come dicevamo, di Mister Pazienza. Grazie Andre per essere stato con me. Grazie a te Robby e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Esatto, grazie ragazzi, noi ci vediamo. Sì, c'è chi ha piacere, c'è chi, anche qualcuno strano che ha piacere a vederci, c'è. Esatto. Il mondo è bello perché è vario, caro il mio Andre. Grazie ancora ragazzi, seguiteci sempre in audio, in video, come più vi aggrada. Noi ci vediamo settimana prossima con Apri Torres. Buona serata e sigla. Hai mai sentito parlare di dimagrimento mitocondriale? Il dimagrimento mitocondriale è un approccio nutrizionale innovativo basato sul metabolismo cellulare. I mitocondri sono le centrali elettriche delle cellule. Se non funzionano correttamente, il tuo corpo non riesce a trasformare i nutrienti in energia e dimagrire in modo stabile sarà impossibile. Il protocollo di dimagrimento mitocondriale del metodo NutriRegola non prevede passi sostitutivi, non si contano le calorie e non vengono eliminati i carboidrati. Scopri di più su nutriregola.com. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.